Mancano poco meno di 10 secondi alla via della quarta corsa, una prova per puledri di buona qualità. Sono in 10 al via, corsa aperta con seguiti Dimitri Ferm, Dragon's Bar, Damaris Griff, ma anche Desert Storm Ferm e Daphne Rock, molto attenzionati al betting. Sicuramente una corsa molto bella e molto aperta, tutta da seguire. L'1 Depeche Club VP dell'Annunziata, 2 Dawson dei Greppi Nicola Del Rosso, 3 Daphne Rock Filippo Rocca, 4 Desert Storm Ferm Massimiliano Castaldo, 5 Damaris Griff Roberto Vecchione, 6 Dragon's Bar Enrico Bellei, 7 Diamond Francis Antonio Greppi, 8 Drago Capar Francesco Facci, 9 Dimitri Ferm Andrea Farolfi, 10 Delizia Gar Giuseppe Lombardo Junior. Allineamento completato, autostart che li libera. E sono veloci Dawson dei Greppi con al largo Daphne Rock in mezzo alla pista Damaris Griff. Damaris che cerca di scavalcare Daphne, quale per il momento mantiene la figura di dentro, sbaglia sia Dawson dei Greppi che Damaris Griff, e allora rimane davanti Daphne Rock nei confronti di Depeche Club. Al largo si presenta subito Dimitri Ferm dopo 200 in 14,9. Allievo di Andrea Farolfi e Mauro Baroncini prova ad andare a chiedere strada a Daphne Rock, mette qualcosa avanti all'avversaria. Daphne per ora replica 29,9, alla fine sfila in vantaggio Dimitri Ferm. Dimitri così è leader dalla seconda fila nei confronti di Daphne Rock, quindi Depeche Club. Ancora Delizia Gar, quarta alla corda, allo scoperto c'è Dragon's Bar che inizia la sua risalita trascinandosi Drago Capar. Si viene davanti alle tribune con Dimitri Ferm che è in vantaggio nei confronti di Daphne Rock. Dragon's Bar che risale sul rallentamento, una frazione in 15,2 davanti alle tribune. Drago Capar in seconda pariglia al largo, lascia alla retroguardia Delizia Gar che sembra volerne seguire la scia. Allunga ora Dimitri Ferm che mette un po' in difficoltà sulla curva sia Daphne Rock che Dragon's Bar all'esterno. I due perdono qualche battuta al chilometro in 1,14,9. Dimitri Ferm con 3 lunghezze nei confronti di Daphne e Dragons che cercano di ricucire il gap che si è creato tra di loro. 14,6 la dritta di là. Dimitri Ferm sempre in evidenza nei confronti di Daphne Rock e Dragon's Bar. Ora ha innestato la marcia alta Andrea Farolfi che cerca la fuga definitiva a 200 dalla conclusione. La piegata passata in 15 da Dimitri Ferm che se n'è andato da Daphne Rock, da Dragon's Bar, di Depeche Club e Drago Capar. Nel finale è una passeggiata per Dimitri Ferm, ripresentato al meglio da Mauro Baroncini. Al secondo posto Dragon's Bar che alla fine è alla meglio nella lotta privata con Daphne Rock. Dimitri Ferm, Andrea Farolfi in salchi, Mauro Baroncini al training, i colori della Dream Ferm SRL. Il successo è il figlio di Nada Sheba e Tracy Chapman, aveva sgambato bene e ha confermato la bontà delle voci che ci sono su di lui. Cavallo sempre molto attenzionato, oggi perfetto di camminata, sfila dalla seconda fila e va a concludere nettissimo vincitore.